Il Cristo porta già nelle sue sembianze umane un destino fatale che è un destino pasquale, che è il destino della sua morte, passione, morte in croce e della redenzione del mondo. Caravaggio, che è un pittore del vero, questa verità che lui percepisce nel suo vissuto, lo trasferisce in questo capolavoro e lo fa arrivare a noi. Così Don Gianni Citro, che ne cura l'esposizione, sintetizza una delle caratteristiche della Presa di Cristo. L'opera, firmata da Caravaggio nel 1603, si potrà ammirare a Gorizia fino al 30 giugno allo Smart Space della Fondazione Carigo. Un dipinto crudo ma dolce nello stesso tempo, al centro del quale vi è una scena immediatamente successiva al bacio di Giuda, dove tutta l'anima del pittore appare in una delle sue massime espressioni. L'evento, di profilo altissimo, si inserisce all'interno del progetto Gorizia tra le pieghe del tempo, inaugurato dalla Fondazione nell'anno della Capitale Europea della Cultura, e sotto certi aspetti corona un lavoro iniziato nel 2017 per valorizzare il territorio goriziano alla luce di una serie di considerazioni così sintetizzate dal presidente Alberto Bergamini, che pone anche l'accento sulla necessità, che per certi aspetti diventa obbligo, di aprire quel dialogo con più generazioni di visitatori al centro del concetto stesso dello Smart Space. Bisogna essere consapevoli delle nostre radici, da dove veniamo, per essere in grado di affrontare le sfide del futuro. Cosa devo trasmettere io alle nuove generazioni? Ho delle responsabilità anch'io, cioè come io ho avuto chi me l'ha trasmessa una consapevolezza, io a mia volta devo raccogliere e trasmettere dei valori. L'arte, la storia, questa che è la documentazione di quello da dove veniamo, ecco, è la responsabilità che ho io di valorizzarla, ovviamente anche dialogando con le nuove metodologie, ecco perché siamo immersi in questo smart space multimediale. Senza dimenticare, logico, che un dipinto di Caravaggio di per sé è in grado di creare ponti che non sono soltanto culturali, ma che solo ed esclusivamente per la bellezza stessa del dipinto assumono significati più alti. Lo stupore, la meraviglia, appunto le emozioni che questa opera d'arte straordinaria sono in grado di trasmettere, davvero faranno parte poi dei migliori ricordi delle persone. La Presa di Cristo proviene dalla collezione dell'antiquario Mario Bigetti. Terminata l'esposizione goriziana, non sarà visibile almeno per un paio d'anni. Lo Smart Space ha inaugurato anche una sezione dedicata al tesoro della Basilica Patriarcale di Aquileia, allestita in collaborazione con la Biblioteca del Seminario Teologico di Gorizia, dove saranno esposti a rotazione 13 libri liturgici di eccezionale valore storico, religioso e culturale, il cui restauro è stato finanziato dalla Fondazione Carigo. L'ingresso allo Smart Space è gratuito, per le visite è necessaria la prenotazione.